Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e siamo qua tornati con il nostro Silvione. Allora, possibilmente io sto aspettando la morte del re Luis, il più giovane di Borgogna. E quindi possibilmente, come stavo dicendo all'inizio, ogni episodio potrebbe essere veramente una polveriera atta ad esplodere. Ora, morirà sto re qua, io voglio dire, c'ha 58 anni, si è appena sposato. Adesso si farà una bella scorpacciata, non dico di cosa, con la moglie, voglio dire, gli verrà un'infartina a questo. Da 58 anni la moglie ne ha 23, voglio dire, gli darà da fare la moglie, no? Io penso. Allora, speriamo che ci lasci presto. Il nostro Silvione dalla sua ha il tempo, ma neanche troppo, perché comunque ha 42 anni, quindi... Insomma, nel frattempo, allora, possiamo fare due cose. Prima di tutto creiamo un encomio per chi? Per il nostro Persilvione, quindi creiamolo. Quindi ci togliamo una, diciamo, un po' di prestigio, ma lo diamo volentieri al nostro figlio. Quindi assolutamente sì, che ha come encomio primario seduttore e secondo saccheggiatore. Va bene. Non ho idea bene come funzionino onestamente questi encomi, però va bene così. E glielo diamo a lui. Lo scoprirò giocando. Poi, altra roba ragazzi, io ci ritento perché posso dichiarare guerra a Conte Sergio II di Napoli, il figlio. Io adesso, c'ha 47 anni anche lui, spero non capiti come la volta scorsa. E io voglio la vassalizzazione forzata. Io voglio la vassalizzazione forzata. Perciò dichiariamo guerra. Abbiamo 3 alleati. Lui ne ha solo uno, che è un conte, Ottone di Orbetello. Ma comunque noi ne abbiamo un duca, un altro duca e il conte di Mantova. Quindi io direi che possiamo dichiarargli guerra tranquillamente. Quindi dichiariamo guerra e andiamo a prenderci questa maledetta Napoli. Perché io voglio un porto che dia direttamente nel centro del Mar Mediterraneo. Assolutamente. Allora, prendiamo le nostre reclute. Quindi raduniamo tutti. E non adunati. Riduci dimensione. Fatemi vedere. No, ok, andiamo avanti così, va bene, con il nostro esercito. Chiamiamo i nostri alleati. Quindi chiamiamo lui con noi. E ovviamente accetterà. E poi chiamiamo il nostro duca che... dove sta? Qua. Chiamiamo in guerra, che accetterà ovviamente. E adesso è la volta dei nostri uomini, dei nostri adunati. Perfetto, ecco che ne arriva uno. Orbetello ovviamente ci va contro, ma non è un problema per noi. Intanto posso sbloccare uno stile, perfetto. E facciamo un autentico sovrano. E guardate, consenso l'offerta di vassalizzazione più 20. Ottimo, proprio ottimo, perché cade proprio a fagiolo. Ed ecco il nostro esercito che si mobilita. Loro sono comunque 800, quindi vabbè, non pochi, però insomma. Il duca di Toscana non capisco se si unisce a noi. Che io l'offerta gliel'ho mandata, ma non vedo mai che si unisce a noi. Ma secondo me è per colpa di Orbetello, però mi sbaglierò. Chiamato a diventare reggente. Dare inizio al mio regno. Governo da subito. Ah, il riconoscimento. Assolutamente. Sì, sì. Allora, cosa succede? Praticamente è evidente che tutto il regno di Borgogna, che mio signore e lui non può assumersi gli oneri di governare da sé, non senza causare danno irreparabili alle nostre terre. Anche se non si prevede un incarico durerà a lungo, qualcuno dovrà occuparsi del regno, arbitrando controversie e tenendo il trono caldo per il re Luis come reggente. Naturalmente quel qualcuno sono io, ma ovvio, bene, sono diventato reggente. Benissimo. Allora andiamo a prenderci Orbetello. Ok.
Ok, vediamo. Ok, quindi l'influenzamento è stato fatto, va bene. In realtà potevo anche toglierlo. Quindi incarico terminato, va bene. Voglio andare a influenzare, ma in realtà è già 100, quindi non è che... Vediamo il duca di Benevento. Andiamo a influenzare lui per ora. E poi vediamo cosa fare. Intanto mi vogliono abbastanza bene tutti, devo dire. A lui... una rivendicazione. No, niente, andiamo avanti. Ok, c'è un problema di leve, va bene, ok. Va bene. Allora, sono proprio dell'idea, spero che vada a compimento il piano dell'assassinio di questo re, Constantine II di MacChead. Perché ragazzi, ho bisogno, cioè devo prendergli la sposa, per forza. Come tutti i cattolici, il re Constantino di Alba condivide più con Dio e per estensione con Broccan di quanto faccia con la sua maggior parte dei mortali. Se solo potessi trovare il modo di farmi rivelare alcune delle paure o dei piani, ok, e dei piani del re Constantine dall'arcivescovo. Facciamo una passeggiata. Ma secondo Dio è una cosa tra lui e Dio. No, 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 no. Allora, vediamo. Facciamo una passeggiata e lo posso utilizzare perché ho il tratto socievole. Sfida erudizione, no. Facciamo questo perché ho il tratto socievole. E mi faccio dire un po' di robe sue. Ok. Da soli in cucina. Eleonora, la principessa alla moda. Saluti mio signore, dice Gui, uno dei cuochi. Ho vostra figlia qui con me. Aveva promesso di pulire le pentole in cucina. Capite. Ma ha rosicchiato tutto il cibo come un topolino e si è addormentata su un sacco di farina. Le deve essere punita, non pinita. Secondo me, ma lascerò a voi il compito di farne ciò che tenete più opportuno. Allora, Eleonora mantiene il tratto pigro. No, no, no. Eleonora, nessun tratto pigro. Lo stress aumenta di 48, ma avresti dovuto mangiare tutti i dolci. È un tuo diritto. Ah! Cosa fa vorace, il tratto vorace? Amministrazione meno 2, perdita di stress, attrazione meno 5. No, non mi piace. Dovresti avere più rispetto, che in realtà è proprio quello che vorrei insegnargli io alla principessa. Quindi devi avere più rispetto. Bene, intanto l'esercito sta cingendo d'assedio alla città. Non riesco a capire. Forse mi devo spostare ancora ulteriormente. Ok, intanto le malattie un po' imperversano. Ah, è vero, anche il conte posso chiamare. Il duca l'ho già chiamato. L'ho già chiamato, ma mi sa che non viene. Non so, deve essere tipo un bug, qualcosa. Allora, eccellente. Tu puoi far spostare l'equilibrio di potere. Adesso ci guardiamo. Una via d'accesso. La moglie di Recosati, regina Mergalda, è anche una donna impavida. E perché mi trovo in sua compagnia sono inizialmente diffidente. Tuttavia, sì, diffidente, vabbè, va. Tuttavia mi rendo conto che lei non è così mal disposta nella mia compagnia come pensavo. Vabbè, grazie, siamo amanti. Questa è una cavolata, questa cosa qua che è uscita. Perché io sono già suo amante folle. Comunque, vabbè, facciamo questa. Allora, fatemi vedere una cosa. Io posso fare... spostare gli equilibri di potere. Il duca Silvio spende 875. Costo aumentato dell'alta legittimità di Ruiz. Interessante. Oppure spendo 325. 325 mi sembra un po' tanto. Posso spendere prestigio per spostare gli equilibri di potere. Sì, non mi interessa. Anche se lui perde prestigio, non mi interessa. Cioè, se perde... Puoi rubare oro. Bella, questa è interessante. Approvazione dei fondi del tesoro. Assolutamente. Piccola, modesta. Allora, possibili conseguenze. 78% della tua approvazione in debita non viene scoperta. Benissimo. Quindi 82, 78, 62 o 39. Wow. Guadagni 1125. Tanta roba.
Mm. Allora, possibili conseguenze. Io posso rubare il denaro, però se mi viene scoperta, ottieni il segreto malversatore. Mm. Dissenso da parte dei tuoi vassalli alla pari. Ray Lewis diventa Nemesi. Mi possono anche imprigionare. No, allora facciamo... Ok, così. Malversatore. Guadagno però 375. Non è che mi interessi più di tanto. Facciamo così. Una piccola somma quanto sarebbe? 115 non sarebbe neanche così piccola di somma. Però io direi che una somma moderata d'oro non sarebbe male. Cos'era? Questo è un abuso di potere che causerà il 25% di dissenso dalla parte dei tuoi vassalli. Bah. Sfida con amministrazione. Ma io amministrazione sono abbastanza... minchia, c'ho un 20. Sono un eccellente amministratore, riuscirò a fregarli. Perde 30 di opinione per i prossimi 10 anni. Ma a me interessa che Re Lewis perda opinione nei miei confronti adesso che sta per morire. Obiettivamente no, abbiamo un più 28. Un malversatore. Ma io ci provo, ragazzi, perché alla fine Silvione lo sappiamo, dai, ha fatto un po' di magagne anche lui nella sua vita, quindi... Perfetto. Ho preso 225 di denaro dalla corona. Grazie, grazie re. Sono molto molto contento, grazie. L'incomio di un valido successore. Ok, va bene. Non ha un valido successore, quindi dovrei... Vabbè, adesso non lo facciamo, andiamo avanti con la guerra, poi dopo vediamo un po'. Ok, andiamo avanti. Allora, dai, facciamogli saltare la fortezza. Poi adesso si unisce anche Modena. Le alleanze pagano. Le alleanze pagano. Allora, ho un bel po' di denaro. Adesso io potrei aumentare qualcosa a Milano e far vedere che sono il grande Silvio Berluscozzi. Non ha ancora ricevuto l'innovazione, giusto, vero? Campi della milizia. Non ha ancora ricevuto. Adesso dobbiamo guardare un po' che cosa fare. No! No, ha rivelato che mi sto vedendo con Regina Menegald in segreto. Adesso che la verità sta servindo nella macchia d'olio, la nostra passione potrebbe non essere tanto segreta quanto credevamo. Chi sono loro per giudicare? Ho perso 50 di legittimità. È stato scoperto. Hai ottenuto il tratto adultero. Ai ai ai. Ai ai ai. Vabbè, ragazzi, non me frega niente. Io questa donna l'amo. La duchessa è mia moglie, 60 di opinione. Vabbè, non mi interessa. Intanto se riesco ti faccio la pelle. Se riesco ti faccio la pelle. Allora. No, ragazzi. Alta, alta, alta. È nato il figlio. No, imprigionata. No. Allora, ragazzi, non ho ben capito se mi è nato un figlio o se è solo incinta, ma credo che sia solo incinta per ora. Eccola qua, incinta. Sì, ragazzi, è incinta, incinta, incinta. Sono veramente contento di questa cosa. Un po' meno lo sarà mia moglie, però va bene. Andiamo avanti con la guerra e poi vediamo. Intanto posso concedere un vassallo ai miei maggi. Mio feroce vassallo. Buona notizia, ho deciso di fare il conte Agibert di Tortona il tuo vassallo. Di Tortona? Come mai? Vabbè, va bene.
Accettiamo, ovviamente. Ovviamente, quindi... Ah, vedi, c'è... Ah, però, vedi, non è così... Non è così stupido. È praticamente una finta concessione, perché quando morirà Tortona, il conte Agibert di Tortona morirà, passerà ancora al re, passerà ancora al re, quindi in realtà è un finto vassallaggio. Quindi praticamente me lo devo portare a casa, ma non so come fare, ragazzi, cioè nel senso ho troppe cose da star dietro. Poi a me non me ne frega neanche niente di Tortona. Eccola qua. Beh, oddio. Ah, oddio. Allora, prima di tutto andiamo a influenzarlo. Facciamo l'influenza su di lui. Poi imprigiono così, a caso. Va bene, per ora ce la teniamo così. A me Tortona non è che interessa particolarmente, onestamente. Non mi fa né caldo né freddo prendere Tortona. Probabilmente, boh, come... boh, non lo so, per il fatto che la figlia è incinta di noi. Non lo so. Non lo so. Infedele, le lacrime dell'amante, Agnes, fanno molto più male. Ascolta, Agnes, c'hai 64 anni. Fa molto più male di quanto le parole dure potrebbero mai fare. Rimango in piedi, affronto lei mentre affonda il viso nella mia camicia. Silvio, come hai potuto farlo? Ti amo. Sciocco. Agnes tira un lungo respiro tremolante. Torna da me, mio fiore di primavera, lasciala e ti sarà tutto perdonato. Farei tutto per meritare il tuo perdono. Non posso negare i miei sentimenti per Ermenegald, ma io direi che Ermenegald è la mia donna. Anzi, io quasi quasi... Agnes, io direi che ti chiedo di prendere i voti, no? Ti chiedo di potrei rompere, addirittura allontanarla. Ascolta, zia, mi hai rotto le scatole. Mi lascia la corte anche lei. Ascolta, zia, dai, imbarcati. Sei troppo vecchia per me. Addio. È stato bello finché è durato. Ah, come magnanimo il conte Silvio. Non è più Balia. Allora, ho perso un po' di persone, ma fa niente. A parte che la Balia adesso non mi serve neanche più. In realtà ho tutti i figli. No, non è vero, ce l'ho i figli piccolini. Quindi in realtà mettiamo la nostra Alfonsina a fare la Balia. E poi mettiamo il tutore di corte. Ah, buona. E mettiamo lui, dai. Mettiamo lui. E va bene così. Non voglio altre assegnazioni per ora. Bene. Posso creare un gran torneo perché ho anche i soldi per poterlo fare. No, non ce li ho, non lo faccio. Potrei fare un grande viaggio. Interessante. Questo mi interesserebbe, a dire la verità. Però anche fare una visita all'università non mi dispiacerebbe. Però non c'entra molto in realtà con il mio personaggio. Quindi per ora lo lasciamo così. Posso chiedere un'udienza al mio signore? Andiamo a chiedere un'udienza. Sì. Concedere un titolo. Richiedi l'udienza al signore. Assolutamente. Voglio il titolo di Padova. E se sarà anche di Treviso. Erede non sposato, va bene. Attività disponibile. Ah, inizia a viaggiare. Poi attività disponibile in torneo. Erede non sposato, va bene. Perfetto, ragazzi. Andiamo dal nostro re. E oltre alla contea che ci ha appena regalato, gli chiediamo anche l'altra, perché noi vogliamo controllare anche l'altra. Quindi io sono entrato in reggenza. C'è mio figlio. Ok. Va bene, non me ne frega niente. Andiamo dal nostro signore. Intanto la guerra imperversa. 4 mesi per conquistare il ducato. Allora, il re ovviamente non mi caga di pezza, ma anche perché è un decerebrato. Cioè 59 anni sarà strafatto. Io dico ahimè.
Allora, voglio una seconda opinione. Re Luis ci pensa un momento, poi urla: Raimondo, chiedo vostro consiglio sulla questione. Il sangue nobile, principe vescovo, si fa avanti con impazienza, stringendo la sua tunica. E la questione è molto delicata, mio signore. Il duca Conrad, il maresciallo re, osserva defilato in silenzio. Un argomento pratico potrebbe assicurarmi il suo supporto. Avendo detto a Volfredo che sono sempre piaciuto, forse lui perorrebbe la mia causa. Il re torna da me, la sua attenzione si sta spostando altrove, devo fare qualcosa. Allora, o vado sulle competenze militari, oppure vado sull'erudizione. Volfredo glielo dirà. Allora, o Alfredo. È il medico, però, non è che... Il duca Cora, il demone di Savoia. Sono cambiate le cose, dall'ultima riunione che mi hanno fatto. Qua adesso i Savoia e... La parte francese è preponderante. Allora, ho 0% probabilità che Re Luis prenda la mia opinione. Ok. D'altronde 20% qua, oppure 25%. Infastidito. Di certo voi capite il mio punto di vista. Allora, io direi di questa, perché ho un quarto di possibilità. E ragazzi, ho ottenuto... Alta. Ho ottenuto la contea di Treviso. Signore Silvione, guardate il Ducato di Lombardia, che ormai potremmo anche dirlo Lombardo-Veneto. Lo possiamo dire? Lombardo-Veneto? Ci manca Padova in realtà per fare un grande Lombardo-Veneto. Ragazzi, abbiamo ottenuto la contea di Treviso. Che spettacolo, ragazzi. Abbiamo ottenuto la contea di Treviso. Tra l'altro siamo anche in un dominio troppo grande, quindi la dobbiamo cedere. Concedi a... E adesso la concediamo a qualcuno. Allora, vediamo un po'. Luigi Perluscotti non sarebbe male, però io lo vorrei concedere a Pier Silvio. Pier Silvio, nonché mio erede. Concediamo il titolo. Mamma mia, ragazzi. Berluscotti, signore. Mamma mia, cosa ha ottenuto Berluscotti? Tanto c'è una battaglia qua sopra. Berluscotti, cosa ha ottenuto? La contea di Treviso. Anche se avrei preferito quella di Padova, vi devo dire, vi devo essere onesto nel parlare, perché esatto, mi rende molto di più quella di Padova, ma probabilmente quella di Padova non me l'avrebbe mai conceduta. Ragazzi, mi manca solo Padova per prendermi il Veneto praticamente, perché Verona non è sotto il mio controllo. Verona non è sotto il mio controllo? No, perché è Mantova che è sotto il mio controllo, non Verona. Vabbè, comunque, raga, Mantova, Verona, siamo qua, Guardate che bella Lombardia, sempre più grande, mamma mia. Sempre più influenti. Tanto qui diamo d'assedio al castello. E poi faremo l'assalto a Napoli. Ok, sono tornato a casa. Ritorno reggente. Non voglio rendere omaggio al mio re, onestamente non me ne frega niente. E ok, perfetto. Il richiamo della lingua. Eccolo qua, il rompiscatole. Allora, governare un luogo multiculturale come il Ducato di Lombardia porta con sé una serie di sfide. I sudditi stranieri spesso si sentono alienati quando non possono parlare una lingua natia a corte, il che suscita risentimento. Il mio vassallo suggerisce che potrei migliorare significativamente le relazioni con i sudditi di cultura francese imparando la loro lingua. Ma io so già cantare in francese, ragazzi.
So cantare, ma non so, effettivamente, non so... cioè, scusate, so cantare e suonare in francese, ma non so parlare. Allora, la cultura cisalpina è sicuramente superiore, però... Però... non male questo. Ma se usiamo un po' di soldi per potenziare le mie facoltà. Dai. Qua intanto sto assedio continua ad andare avanti, ma... Ok, manca poco. Meno di 2 mesi. Perfetto. E abbiamo ottenuto l'obiettivo. Il ducato di Toscana è tanto potente quanto inutile per la nostra causa. Allora, il richiamo della lingua appresa. Bene, abbiamo appreso il francese. Tempo ben speso. Oppure voglio... potrei diventare francese. Potrei diventare francese, effettivamente. Sarebbe una cosa interessante da aggiungere. Visto che mio figlio è anche di cultura francese, potrei farlo. Però cultura francese. No, voglio rimanere cisalpino. Voglio rimanere cisalpino. Lo so che perderà le terre, però... allora, o lo... imprigiono così a caso. Concediti assegna un supervisore repubblicano. Modifica il contratto del vassallo. Ma io gli revocherei anche, però. Dovrei trovare qualcosa contro di lui. È difficile qua trovare qualcosa. Vedi, revoca vassallo. Che questo non c'ha figli. Vedi, il re mi ha girato un problema. Ha fatto finta di... Squamato. Tratto fisico, vabbè, ok. Ha fatto finta di donarmi la città di Voghera. Ma mi ha dato un bel grattacapo. Mi ha dato un bel grattacapo. Mi ha dato un bel grattacapo. Allora. Perché lei non gli dà figli? C'ha 40 anni. Potrebbe sempre averli, potrebbe sempre averli. Se io a lui giro una concubina, si può fare qua? No. È un bel problema, è un bel problema. Vassalli. Cortigiani. Devo trovare qualcosa sul suo conto. Però adesso finiamo il complotto per uccidere il re nemico. Infiltrati. È giunta la mia attenzione che alcuni abitanti del luogo si stanno spostando verso Tortona, la capitale che controlla il mio vassallo. La gente del posto si è appena insediato o meno, lodandomi di certo non può nuocere alla percezione che lui ha di me. Ah, ok, prendete quest'ora, assicuratevi di essere ascoltati. No, non ne vale la pena, non mi interessa onestamente. Ok, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo qua. Ok, e ora ce ne torniamo un attimo a casa. Ci rinfocilliamo. Attenzione, attenzione. Aspetta. Allora, intanto abbiamo vinto un assedio. Ragazzi, e abbiamo guadagnato un bel po' di denaro. Abbiamo catturato un prigioniero. Chi è costui? Onorio di Orvieto. È un gemello. Vabbè, però è un bambino prepotente, tra l'altro.
Non accetterà riscatto. Giustizia. No, ma non mi interessa di giustiziarlo. Onorio di Orvieto. Genitori sono... Allora, non mi pagheranno 60. Vediamo se negoziamo il rilascio. Non mi interessa di prendere bambini. Ottengo gancio debole. Sì, perché tanto non mi interessa, tanto non pagheranno. Ok, va bene. Intanto abbiamo questo gancio che non si sa mai. Allora, stavo dicendo. Allora, invito nel consiglio. Duca mio. Mio cara dolcezza. Allora. Io ovviamente accetto, ovviamente. Ma non ho capito cosa è successo, ragazzi. Alta, 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 alta. È morto il re. È morto il re, ragazzi. È morto il re. Ragazzi, guardate, guardate, Borgogna. Mamma mia, ragazzi, io questa me la devo portare. Ma scusate una cosa, lei adesso non è più prigioniera? Non è più prigioniera. Non è più prigioniera. Ma adesso io... Lei però è ancora sposata. È ancora... Io devo chiederle... Devo chiederle assolutamente... Dov'è? Dichiarami reggente. No, vabbè, raga, aspetta, perché qua si può fare un sacco di cose. Qua si può fare un sacco di cose, ma lo vediamo nella prossima puntata, perché qui ci sarà veramente... L'ho detto, ragazzi, alla morte del re sarebbe stata una polveriera. Mamma mia, ragazzi, quanto sta crescendo il Silvione, quanto sta crescendo il Silvione. Adesso siamo arrivati proprio al momento cardine, dove il Silvione può veramente... Dato... La nostra moglie ci odia. Può veramente fare il colpo gobbo, ragazzi. Dobbiamo giocarci bene le nostre carte. Il complotto per uccidere Re Causantin sta per terminare, quindi bomba, ragazzi, bomba. Poi ci siamo presi in sta puntata Treviso, Tortona, come regalo da Dio, forse Tortona non lo so, tanto comunque la perderemo, e Napoli, se riusciamo. Quindi, ragazzi, guardate, io veramente sono veramente emozionato. Guardate Borgogna quanto è grossa. Guardate Borgogna quanto è grossa e quanto potremmo noi ricavare dalla stessa Borgogna. Tra l'altro, vorrei far notare un parallelismo nella vita reale. Se facciamo... La nostra moglie ci sta abbandonando, ci sta proprio abbandonando. Non accetterà il divorzio. Non accetterà. Vabbè. Comunque, ragazzi, veramente gameplay della Madonna. Vedremo nella prossima puntata cosa fare. Vedremo veramente nella prossima puntata cosa fare. Mi raccomando, ragazzi, mettete like e commentate questo video per sostenere la serie. Io vi ringrazio e dai, che adesso succede il casino. Spero, non lo so. Vediamo cosa sono in grado di fare. Alla prossima, ragazzi. Ciao.